Carezze, palpeggiamenti, baci rubati, mani sulle cosce, inviti a presentarsi in abiti succinti, minigonna e perizoma, lezioni di scuola guida a tarda sera, con tragitti che spesso si concludevano in zone isolate per approcciare più facilmente la preda di turno, ragazzine tutte appena maggiorenni. Per mesi un istruttore 48enne di Castelcucco, Walter Cunial, avrebbe addescato giovani e giovanissime. L'uomo, su richiesta del PM Gabriella Cama, è stato arrestato su ordinanza del GIP Elena Rossi ed ora si trova ai domiciliari. Il 48enne, dipendente comunale di Castelcucco ed autista dello scuolabus dei bimbi delle scuole elementari della zona, deve rispondere di un'accusa pesantissima: violenza sessuale. Sono 2 le ragazze vittime delle sue attenzioni morbose che hanno rotto il muro del silenzio ed hanno denunciato tutto ai carabinieri nel maggio dello scorso anno. Dopo alcuni mesi siamo riusciti ad arrestare un istruttore di guida che per diverso tempo rivolgeva particolari e sgradevoli attenzioni sessuali nei confronti delle loro allieve durante le lezioni di guida. Giungevano delle richieste via SMS per la convocazione per le lezioni di guida, nelle quali lo stesso istruttore chiedeva alle ragazze di presentarsi in maniera succinta. L'uomo pianificava le lezioni di guida proprio per trovarsi solo con le ragazze, per portarle in luoghi piuttosto isolati e in lungo percorsi poco trafficati.